preferivo che andasse via. Però a sto punto, insomma, veramente deluso e comunque forza Napoli. Allora, ti devo dire la verità, le trovo un po' contraddittorie rispetto a quello che ha detto il suo dirigente Giuffredi, perché fondamentalmente Giuffredi dice che Di Lorenzo è rimasto solamente per Conte. Di Lorenzo dice che non è rimasto per Conte, quindi si devono mettere prima d'accordo loro e poi ci devono far sapere a noi. Ovviamente sono contento che Di Lorenzo è rimasto e che comunque rimane il nostro capitano. Però giustamente quelle parole il procuratore se le poteva risparmiare sulla sua partenza. E ovviamente secondo me non è rimasto solo per Conte, ma secondo me comunque a lui piace rimanere a Napoli. Le parole di Lorenzo sono parole di circostanza dettate dalla necessità di dover rimanere a Napoli, quindi l'unica cosa sarà il campo a parlare e vedere se ci sarà il vero attaccamento alla maglia. Per me Di Lorenzo è giusto che rimanga, ha rappresentato comunque un periodo storico importantissimo per la nostra squadra, è stato il capitano dello scudetto, quindi ha avuto un attimo di debolezza dovuto anche però alle tante critiche secondo me che la piazza ingiustamente ha riservato al nostro capitano. È stata un'annata disastrosa ma per tutti i componenti della squadra, quindi io darei fiducia e ripartirei con Di Lorenzo capitano anche per quest'anno. No, Di Lorenzo gli diamo fiducia perché è stato comunque una bandiera del Napoli, è il capitano del terzo scudetto, quindi crediamo alle parole.